4 siti papabili in Sicilia per i rifiuti radioattivi. I sindaci, interessati dal paventato deposito di rifiuti radioattivi, sono sul piede di guerra. Minacciano la serrata, raccolgono le firme e promettono resistenza ad oltranza. Nel frattempo, il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Michele Sodano, ha assicurato: mai rifiuti radioattivi in Sicilia. La mappa che lo prospetta risale al 2015 e i siti siciliani sono in fondo alla classifica tra i 67 papabili in tutta Italia. Ancora nel frattempo il presidente della regione, Nello Musumeci, invita a sottrarre le armi, raccomanda calma e sangue freddo e annuncia: convocherò un'apposita seduta di governo, insieme a degli esperti, affinché entro 50 giorni si possa redigere un documento con cui confutare le scelte del governo. Poi Musumeci interviene così: in Sicilia c'è una politica del governo finalizzata a tutelare l'ambiente. Come si può pensare di trasferire in Sicilia 4 depositi di scorie nucleari? Serve buonsenso. In questo momento alzare cartelli non serve, servono dati tecnici. Noi il confronto lo affrontiamo con determinazione con il governo centrale. Abbiamo gli elementi tecnici per contestare questa scelta. In Sicilia stiamo lavorando per combattere la desertificazione. In Italia siamo gli unici ad aver redatto il piano per l'amianto che si trascina da decenni. Saremo al lavoro con un'apposita seduta di giunta e senza alzare la voce saremo nelle condizioni di dimostrare che per la Sicilia e non solo per la Sicilia è stato preso un abbaglio. Noi riteniamo che possiamo dimostrare che la scelta compiuta sui 4 siti in Sicilia, 2 in provincia di Trapani, 1 in provincia di Caltanissetta e 1 in provincia di Palermo, è una scelta che possiamo confutare. Le vocazioni, prosegue Musumeci, della Sicilia non sono quelle di diventare deposito delle scorie nucleari. La Sicilia è destinata ad accogliere turisti, è in gran parte incontaminata, ha il maggior numero di siti UNESCO. Credo, conclude Musumeci, ci sia stata superficialità nell'adozione dei criteri.